Benvenuto nella sostanza, signor Spinoza. Da tempo la compagnia si occupa segretamente della sicurezza nazionale. Ormai ha base in tutto il mondo e da anni sta raccogliendo dati sconcertanti che le scienze avevano creduto bene di escludere. Coincidenze esagerate, realtà incongruenti, tipo piogge di rane, di fango, impronte di animali straordinari, dischi volanti. Ora i tempi sono maturi perché tutti questi dati vengano messi a confronto. Lei capisce cosa intendo dire? Da tutto ciò ne consegue che tutte le particelle del mondo naturale, tutti i frammenti dell'organismo umano sono permeati da qualche manifestazione della volontà divina. E che questa sostanza eterna sta dietro tutti i fenomeni. E proteggendo il mondo nel suo corso fa sì che le moltitudini delle sue parti si compongano in relazione armoniosa. Se non capisco male, stai teorizzando la presenza di Dio, dello Spirito Divino, nelle dinamiche dell'esistenza, in ogni cosa, cose buone, cattive. Ma non ha senso. Non ci sarebbe più distinzione possibile tra bene e male, e quindi quale fondamento per l'etica, la morale, la religione? Figliuolo, stai attento. Questo è un terreno insicuro.